Cos'è che hai subito e per quanto tempo? Io ho subito la mia prima violenza il 4 aprile del 1999, all'età di 13 anni. A 15 anni, nel 2002, ho deciso di denunciare. La mia colpa è stata che ho denunciato e quindi ho ospitato l'omertà in Calabria. E dalla denuncia tutti mi hanno isolato e maledetto e mi hanno lasciato sola. Lo suono fisarmonica si sente, ma non lo so se siamo sto suonando, o forse sta suonando veramente. Lo suono fisarmonica si sente, amare bene, amare son che vasa come dai, non te ne cielo, st'amore nostro non te ne di mano, amare il cuore, perché non sa che le cadda fa. Si è dato ma per te si è da fermare, amare bene, amare bene. Che cos'è che ti ha spinto a denunciare? E la forza e l'amore per mia sorella. Ho tirato anche fuori il coraggio perché non ce la facevo più a vivere in quel modo. Quando io avevo 13 anni mia sorella ne aveva 11, era una bambina come me. E allora il capo del branco mi aveva chiesto che voleva mia sorella. Io ho detto tutto sì, lei no. Mia sorella no, e io l'ho voluta proteggere e tirarla fuori. Ci sta in l'aria un presentimento, chissà se questa è già l'ultima volta. Sento che me la roba ogni momento, ci sta in l'aria un presentimento, amare bene, amare son che vasa come dai, non te ne cielo, st'amore nostro non te ne di mano, amare il cuore, perché non sa che la cadda fa. Si è dato ma per te si è da fermare, amare bene, Io mi ritengo fortunata ad essere viva e libera, così posso continuare la mia lotta per me e per tutte le donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare. Vi dico questo perché vi voglio ricordare che la forza delle donne esiste. Credete in voi, non abbiate paura di sfidare l'omertà, perché avrete sempre qualcuno che vi aiuterà.